Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie come sempre dalla nostra regione, la cronaca come ogni giorno importantissima, tante notizie già da questa mattina, dalle ultime news da tutto il Veneto. Le nostre redazioni si stanno occupando di raccogliere tutti i fatti successi nelle scorse ore e cominceremo come sempre con la cronaca perché c'è un ennesimo gravissimo incidente stradale. Però parleremo anche di bollette, parleremo delle ricadute pesantissime sull'economia, sul tessuto economico, produttivo, commerciale del Veneto, dell'innalzamento dei costi dell'energia, del gas, delle materie e non solo, perché anche le materie prime iniziano a pesare davvero molto per famiglie, imprese, amministrazioni comunali, problemi gravissimi per tutti quanti. Parleremo poi della sentenza sulla BPV, è arrivata ieri sera, stiamo approfondendo con le nostre redazioni quello che è successo, quello che è stato detto. Abbiamo anche sentito alcuni dei protagonisti di questa lunga vicenda, quindi tante notizie, un'ora e mezza da stare insieme qui nel Focus TG. Partiamo subito con la cronaca degli ultimi minuti, perché questa mattina c'è stato, dicevamo, l'ennesimo incidente stradale, un incidente avvenuto nel veneziano a Torre di Mosto sulla provinciale 57 che ha coinvolto una betoniera, un furgone con 3 persone a bordo e addirittura un ragazzino in bicicletta che, vista l'ora, probabilmente stava andando a scuola. Le squadre, vedete la bicicletta com'è ridotta, le squadre sul posto hanno messo in sicurezza i mezzi, estratto le persone coinvolte. Purtroppo, nonostante la rapidità dell'intervento da parte dei sanitari, dei vigili del fuoco, non c'è stato niente da fare per 2 degli occupanti del furgone che sono morti sul colpo. Grave il ragazzo investito, non si sa ancora se dalla betoniera o dal furgone, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. Dicevamo, di tutto questo si sta occupando la nostra redazione di Venezia. Sapremo di più, sapremo se non l'identità, almeno alcune generalità delle persone che hanno perso la vita in questo ennesimo incidente. Ricordiamo un 2022 semplicemente disastroso dal punto di vista della sicurezza stradale in Veneto. Solo qualche giorno fa l'incidente in A4 con i 7 morti, quindi ogni giorno dobbiamo purtroppo raccontare altre novità riguardo la sicurezza stradale in Veneto. Sicurezza stradale che fa acqua a tutte le parti, anche fuori dal Veneto. Un macchinista trevigiano di 55 anni morto sul lavoro a Sanremo. Un operaio di 55 anni, originario di Vittorio Veneto, è rimasto vittima nella notte di un incidente sul lavoro lungo la linea tra Genova e Ventimiglia, all'altezza di Sanremo. Il locomotore sul quale stava eseguendo delle manutenzioni ha preso fuoco. L'incendio è stato fatale per il tecnico che stava eseguendo dei lavori per conto di un'azienda che aveva in subappalto da Rete Ferroviaria Italiana gli interventi in quel tratto. Cosa abbia originato il rogo divampato dopo la mezzanotte non è ancora stato stabilito. L'incendio del locomotore, alimentato a gasolio, si è verificato nella fermata sotterranea all'interno di una galleria. Per l'operaio è stato impossibile mettersi in salvo. L'identità del macchinista non è ancora stata resa nota. Rete Ferroviaria Italiana ha espresso il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente, le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti, così si legge in una nota. Grido d'allarme dei sindacati per questa emorragia di vite umane, così la definiscono, sul lavoro. Anche qui ogni giorno, ogni settimana dobbiamo dare notizie di incidenti sul lavoro, alcuni purtroppo, come avete visto, dall'esito mortale, ma in generale quella della sicurezza sul lavoro è una dinamica, una tematica importantissima che dovrà essere presa in mano anche dalla politica. Prima o poi torniamo in Veneto, torniamo sulle strade del Veneto. Giovedì allo stadio di Riccione i funerali delle vittime del disastroso incidente in A4. Partiranno mercoledì dall'obitorio di San Donà di Piave per l'ultimo viaggio che le riporterà a Riccione, dove verranno celebrati i funerali. Le 7 vittime del terribile schianto in A4 sono di nuovo insieme. Dopo le operazioni per la donazione degli organi, anche la salma di Romina Bannini è stata portata a San Donà. Anche il funerale sarà insieme, un unico grande abbraccio che l'intera comunità di Riccione vuole dare all'ex sindaco Massimo Pironi, a Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.
Un ultimo saluto al quale sarà presente anche l'amministrazione comunale di San Donà, dopo che il sindaco sabato ha incontrato i familiari e la prima cittadina di Riccione. Siamo rimasti d'accordo che io vorrei partecipare a nome della città alle esequie e attendo di sapere quali saranno i dettagli. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità sandonatese e veneta per la gravità dell'incidente ed anche per la storia di questo gruppo di persone. Che racconta, avendo avuto la possibilità di parlare con i familiari, di una storia bellissima, di quelle che ci piacerebbe conoscere più spesso, e cioè di un tentativo riuscito di autonomia e indipendenza di persone con disabilità, di un ex sindaco che aveva deciso di non continuare più la propria esperienza in amministrazione, ma di dedicarsi ad attività di volontariato, e di una operatrice che aveva dedicato la sua vita al di là degli orari di lavoro, ma proprio con grande intensità e generosità. Il dramma di Romina Bannini ha segnato anche i sanitari del Cafoncello, che fino all'ultimo hanno sperato, nonostante la gravità delle lesioni riportate nello schianto, che almeno lei potesse salvarsi. Purtroppo così non è stato. C'è una grande tristezza nel cuore da parte degli operatori, perché effettivamente non è facile gestire poi il decesso di una persona che ha avuto questo tipo di situazione. Io devo veramente ringraziare lei che mi sente dal cielo e i familiari, perché hanno fatto un ultimo gesto d'amore importantissimo, che è quello della donazione degli organi, quindi proprio un significato importante che fa capire quanto amore può aver avuto questa persona per i ragazzi disabili che seguiva e anche per gli altri. Cambiamo argomento, naturalmente torneremo sulla sicurezza delle strade, sugli incidenti stradali in Veneto fra poco, e andiamo nelle aule di tribunale dove passa sotto il setaccio della giustizia la banda delle rapine nel Padovano. Ha scelto di rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere Vladik Pajku, 33 anni, moldavo, residente a Padova, da venerdì è in carcere con l'accusa di essere la mente della violenta banda responsabile di almeno 4 rapine in villa. L'ultimo colpo, in ordine di tempo, la rapina alla coppia di anziani residente in via Asiago lo scorso 18 agosto. Pajku in quell'occasione non sarebbe entrato in azione, ma la sua auto, una Chrysler Station Wagon usata per la fuga dei 4 banditi entrati nella villetta, sarebbe stata ripresa dalle telecamere di una stazione di servizio vicina. Oltre all'arresto di Pajku, gli agenti della squadra mobile della questura di Padova hanno compiuto 3 perquisizioni nell'abitazione del moldavo e in quella di un connazionale del 33enne residente a Sondrio, figlio di una coppia di moldavi che avevano lavorato alle dipendenze dei coniugi P8, gli anziani di via Asiago. Al moldavo la polizia attribuisce 4 rapine e una tentata rapina, una ai danni di una donna di 53 anni, derubata e abusata, 2 ai danni di un 75enne padovano, commesse a distanza di un giorno l'una dall'altra. Drammatica quella dello scorso 18 agosto con Paolo Piotto, 83 anni, e la moglie di 79, fragile e gravemente malata, colpiti a calci e pugni con inspiegabile ferocia. Paolo Piotto, tra l'altro, avrebbe riconosciuto uno dei suoi aggressori. In queste settimane la banda stava stringendo il cerchio su altri possibili bersagli, tra cui un noto professionista residente a Teolo, il chirurgo plastico Carlo Alberto Pallaoro, di cui Pajku con un complice stava seguendo ogni movimento. Sulle sue tracce c'erano però già gli agenti della squadra mobile che stanno continuando le indagini per stringere il cerchio su tutti i componenti della banda. Vi ricorderete fra i fatti di questo genere, i fatti di cronaca che raccontiamo quotidianamente qui al Focus TG, una rapina violentissima avvenuta a Padova in via Asiago durante l'estate. Avevamo sentito il farmacista in pensione vittima assieme alla moglie di questa incursione, siamo andati a risentirlo. Moglie è in ospedale di nuovo adesso, perché l'hanno dato, io sono farmacista, conoscendo alcuni medici mi hanno dato la possibilità di portarla a casa e ogni giorno, un giorno alterno, portarla per l'attacco, perché ha tutto l'omisoma sinistro completamente viola, ha degli ematomi spaventosi, l'hanno riempita di cazzotti da matti.
Aveva rilasciato a caldo questa testimonianza ai nostri microfoni Paolo Piotto. I segni della violenza vivi su tutto il corpo 2 giorni dopo quel terribile 18 agosto. In queste ore il farmacista in pensione preferisce non fare dichiarazioni. Si limita a ringraziare la polizia. Un ispettore mi ha chiamato subito per raccontarmi dell'arresto. Tutte le dichiarazioni al termine delle indagini, spiega, aggiungendo un particolare che colpisce. E dramma nel dramma, Paolo Piotto, uno degli aggressori, lo ha riconosciuto. Nonostante fosse camuffato, gli occhi erano quelli di quel bambino che lui e la moglie avevano aiutato a rimettersi in piedi. Era un bambino, arrivava dalla Moldavia, racconta Paolo Piotto, che ricorda anche le coccole fatte al piccolo dalla moglie. Gli occhi non si dimenticano ed erano gli occhi di quel bambino quelli che picchiavano lui e la moglie, anziana e fragile in modo selvaggio, con Paolo Piotto che gridava: ma tu hai la mamma, e se tu hai la mamma ti comporteresti in questa maniera qua, riempendo di cazzotti questa signora anziana. E questo mi hanno un po' smarrito, perché questo mi è servito con un po' di prendere fiato. La colluttazione iniziale è stata terribile. Aspetta fiducioso l'esito delle indagini, il pensiero costantemente rivolto alla moglie gravemente malata che da quel trauma non riesce a riprendersi. Come Paolo Piotto, che ha guarito le botte ma continua a chiedere, come quel 20 agosto. L'anziano deve assolutamente essere protetto, difeso e dare la possibilità all'anziano di continuare una vita tranquilla, non preoccupata in questo. Ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, andiamo in diretta a parlare proprio della cronaca di oggi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto purtroppo il 2022 è un anno orribile sotto il profilo degli incidenti stradali. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia dell'ennesimo schianto avvenuto in questo caso a Torre di Mosto nel Veneziano. 2 morti nello schianto fra un furgone con 3 persone a bordo e una betoniera. La dinamica è al vaglio, secondo le prime informazioni, vedremo poi se i nostri colleghi che sono sul posto potranno confermare queste prime ipotesi. Pare che il mezzo pesante abbia invaso la carreggiata opposta, forse per evitare un ostacolo. Lo schianto è stato a questo punto inevitabile ed è rimasto ferito anche un ragazzino che stava attraversando la strada in bicicletta. Abbiamo visto prima le immagini della bicicletta schiacciata, un'immagine davvero impressionante. Il ragazzino è in ospedale in gravi condizioni assieme a un altro degli occupanti del furgone. Chiedo nel frattempo alla regia se abbiamo possibilità di andare a Venezia. Allora abbiamo Ilaria Marchiori sul posto che ci racconta tutto. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui in zona Staffolo a Torre di Mosto. Ti correggo subito perché ho appena parlato con il fratello del 12enne che in questo momento si trova ricoverato all'ospedale di Treviso, con lui c'è la mamma e ci ha riferito che non è in gravi condizioni, è cosciente, gli stanno facendo naturalmente tutti gli esami di rito, ma mi ha detto mio fratello sta bene. Si tratta di una famiglia di origine nigeriana che vive proprio qui in fondo a questa via e ora vi spiegherò anche perché ve lo sto indicando. Vivono qui, sono in Italia qui da tantissimi anni. Allora il 12enne stava proprio uscendo dalla via di casa, solitamente attraversa sulle strisce pedonali per poi andare dall'altra parte che è una zona, una pista ciclabile, e andare a scuola a Torre di Mosto. Che cos'è successo? La dinamica è ancora al vaglio, ma secondo una primissima ricostruzione che ci è appena stata anche riferita, sembra che la betoniera stesse proprio sopraggiungendo da questa strada. Nel momento in cui il 12enne attraversava, evidentemente è andata dall'altra parte della strada, dunque dalla corsia, il senso di marcia opposto, e avrebbe colpito il
ragazzino. A quel punto stava sopraggiungendo il furgone e lì ci sarebbe stato lo scontro frontale. All'interno del furgone c'erano 3 persone, 2 di queste persone sono morte sul colpo, una terza invece è stata portata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale all'Angelo di Mestre. Ecco, questa è una prima ricostruzione della dinamica, questo quanto accaduto. La buona notizia, secondo quanto ci ha riferito il fratello del 12enne, è che sarebbe fuori pericolo. Ovviamente anche qui il condizionale d'obbligo, perché gli stanno, ripeto, facendo tutti gli accertamenti del caso, però è stato portato all'ospedale e comunque in condizioni coscienti, e al momento è anche riuscito a parlare al telefono con il fratello. Questo riapre questo ennesimo incidente che arriva a giorni di distanza dal tremendo incidente che ha visto 7 vittime lungo il tratto a 3 corsie dell'autostrada A4, ma altri incidenti che sono avvenuti anche precedentemente, ormai ce n'è quasi più di uno al giorno, porta a fare una considerazione con numeri davvero importanti. Sono 60 i morti sulle strade in provincia di Venezia nel 2021, secondo quanto riferisce ACI Venezia, che ha fatto il quadro degli incidenti proprio comune per comune, segnalando fra le cause maggiori di incidenti la distrazione, il mancato rispetto della segnaletica e la velocità. Queste le 3 principali cause degli incidenti. Dopodiché noi sappiamo che ci sono alcune strade che sono più trafficate, più pericolose di altre, però l'appello ancora una volta va agli automobilisti: rispettate la segnaletica, rispettate la velocità. Cercate in tutti i modi di non distrarvi alla guida, perché gli incidenti che stanno succedendo sono davvero troppi. Questo quanto vi posso riferire di questo ennesimo incidente avvenuto qui questa mattina poco dopo le 7:30 a Torre di Mosto, in località Staffolo. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Ilaria Marchiori per questo collegamento, grazie anche per le notizie sullo stato di salute del 12enne coinvolto in questo schianto. I lanci di agenzia, come si chiamano? Scusate, i giornali lo davano per molto grave. Ilaria Marchiori ci ha fatto sapere, dopo aver parlato con la famiglia, che insomma la situazione è sotto controllo. Allora, avevamo preso accordi con l'europarlamentare Paolo Borchia, che abbiamo già in linea, in collegamento con noi via Skype, di parlare soprattutto con lui di energie e di ricadute delle politiche europee sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Però davanti all'ennesimo incidente gravissimo avvenuto in Veneto dopo lo schianto, quei 7 morti di qualche giorno fa, l'ennesimo incidente stradale, 2 morti anche questa mattina a Torre di Mosto, a questo punto gli chiediamo una battuta, un'opinione anche sulla sicurezza stradale in Veneto, perché la situazione comincia a farsi davvero drammatica. Allora, abbiamo in collegamento l'europarlamentare Paolo Borchia. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Onorevole, ha sentito, lei ha visto il servizio in diretta perché era collegato qui con noi, l'ennesima strage sulle strade del Veneto. Che cosa sta succedendo? Sì, innanzitutto mi sono collegato nella parte finale, però non fa mai piacere quando ci sono episodi di questo tipo. Però l'importante è che poi riusciamo a trarre qualche insegnamento, perché chiaramente noi tutti quando guidiamo, quando siamo in strada, ad esempio io sto vedendo ultimamente che la moda degli ultimi anni è ad esempio sorpassare sulla destra in autostrada, che costituisce una manovra pericolosa, anche se ritengo che la problematica che riscontro con più frequenza siano purtroppo tante persone che guidano utilizzando il telefono, guardando il telefono, distrandosi, e poi chiaramente quando gli occhi vanno via dalla strada poi possono succedere cose molto molto gravi. Poi, per carità, dal punto di vista tecnologico stiamo assistendo a delle evoluzioni, a delle auto con sistemi di sicurezza sempre più all'avanguardia, però non dobbiamo dimenticarci che il rispetto del codice della strada, il rispetto dei limiti e soprattutto il fatto di capire che non siamo su una pista di Formula 1 tante volte sono le discriminanti che dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione.
Chiaramente le nostre strade le conosciamo tutti, ci sono diverse arterie che sono strette, hanno poca visibilità, magari non c'è la possibilità di realizzare delle piste ciclabili per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta. Purtroppo il contesto è questo e per tanti tratti effettivamente ci si può far poco, però la ricetta principale sarebbe sempre più attenzione e soprattutto meno velocità. Allora, onorevole, cambiamo argomento. Detto questo, entriamo nel vivo di quello che è il tema, anche un po' il suo pane quotidiano. Siamo di fronte a una situazione tragica non solo per le famiglie, per le imprese, addirittura per le amministrazioni comunali, con i costi dell'energia. Qual è il punto di vista del vostro osservatorio privilegiato in Europa? Ma chiaramente la tematica, come avevamo preannunciato purtroppo nei mesi scorsi, sta diventando totalmente fuori controllo, ce lo dicono le statistiche. Stavo leggendo ieri le ultime stime di Confindustria che parlava di un costo di 110 miliardi per quanto riguarda la bolletta. Ormai siamo arrivati mediamente ad un 10% che i costi energetici portano via sulla formazione della struttura dei costi dei nostri prodotti, per cui veramente siamo arrivati ad una fase nella quale sarà molto molto difficile rimanere in piedi. Secondo Confartigianato il 36%, quindi vuol dire un'impresa su tre sarà costretta ad aumentare i propri distini, perché chiaramente con i costi della bolletta non riescono più a coprire i costi di produzione, per cui bollette alte, aumento dell'inflazione, meno potere d'acquisto. Purtroppo ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà molto difficile non soltanto per le famiglie ma anche per le imprese. Adesso in Germania si è parlato tanto di questa misura da 200 miliardi che il governo metterà in campo a favore dell'economia tedesca, però mettiamoci nei panni dei nostri imprenditori che in un'economia veneta profondamente interconnessa, interdipendente con quella tedesca, dovranno cercare di essere competitivi e ve lo dice uno che ritiene che il governo italiano negli ultimi mesi non ci abbia messo poco, perché ricordiamoci che le misure hanno superato ormai i 40 miliardi, poi se iniziamo a fare la stima di quanto è stato fatto in Germania, che comunque è un paese che ha lo spazio fiscale per intervenire di più, allora ci rendiamo conto come effettivamente possa essere molto molto complicato uscire da questa situazione. Si parla tanto e spesso a sproposito di misure come il price cap o soluzioni di questo tipo. Io stamattina stavo leggendo alcune agenzie specializzate che si occupano delle tematiche energetiche, però bisogna mettersi in testa che il tetto al prezzo del gas non può essere considerato la panacea di tutti i mali, perché ad esempio segnalo che in questi giorni stanno aumentando le esportazioni di gas dalla Norvegia alla Gran Bretagna, appunto a causa del tetto sul prezzo del gas. E poi prendiamo in esame anche il caso della Spagna, che è stato uno dei primi paesi a fissare un massimale per quanto riguarda i prezzi. Adesso in Spagna con questo massimale è aumentata e di tanto la domanda di gas per generare energia elettrica, e quindi anche in questo caso i prezzi un pochino stanno salendo, quindi siamo veramente di fronte al paradosso. Allora, di tutto questo continuiamo a parlare dopo la pubblicità, perché adesso facciamo un brevissimo break, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo l'europarlamentare Paolo Borghi per parlare di energia e costi dell'energia. Torniamo subito. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e a questo punto anche non solo in Veneto, perché siamo collegati con l'europarlamentare Paolo Borghi, con il quale stiamo parlando di bollette, energia e politiche energetiche. Abbiamo visto, insomma, i danni sono sotto gli occhi di tutti, situazioni drammatiche per cittadini, imprese e amministrazioni comunali. Onorevole, una proposta, un'idea, quale può essere per, se non superare, ma almeno limitare i danni? Chiaramente le soluzioni sono tante, vanno previste in tempistiche diverse, perché ovviamente se io oggi vi parlo di nucleare vi sto parlando di una soluzione che probabilmente sarà pronta tra 25-30 anni, però questo non significa che non dobbiamo
prendere in considerazione anche le soluzioni sul lungo periodo. Però adesso, al di là di questo, io ritengo con il massimo dell'onestà che una delle principali problematiche risieda nelle politiche sul clima e sull'ambiente che la Commissione europea sta portando avanti da anni. Io ricordo sempre che la Cina ha fissato per il 2060 la neutralità climatica, quindi entro il 2060 la Cina non vuole più essere protagonista di emissioni di anidride carbonica. La Cina ha le tecnologie e ha le materie prime. Perfetto. Allora io segnalo, ma l'Unione Europea, che questo stesso obiettivo l'ha fissato al 2050, quindi 10 anni prima della Cina, non ha a disposizione né le tecnologie né le materie prime. Per questo già la settimana scorsa, nell'ambito di una proposta di risoluzione a Strasburgo, l'abbiamo chiesto come Lega, adesso lo formalizzeremo per iscritto tramite una lettera al Presidente von der Leyen, ma fondamentalmente adesso le politiche sul clima dell'Unione Europea, così come sono state concepite con questi obiettivi così irrealizzabili, così lontani, fanno sì che i prezzi rimangano alti. Allora, negli ultimi anni è stata combattuta dal punto di vista ideologico una guerra al gas, e adesso noi ci troviamo prezzi alti perché oggettivamente una scarsità di gas sta caratterizzando la nostra economia. Allora a questo punto io mi chiedo, ma un investitore, se io devo fare delle ricerche per trovare nuovi giacimenti di gas e so che dal punto di vista normativo la direzione che ha preso l'Unione Europea è quella di dire no al gas, di andare solo sulle rinnovabili, su altri tipi di energia, io se ho queste indicazioni non investo più. Per cui noi chiederemo che le politiche sul clima portate avanti da parte della Commissione Europea vengano sospese e che la tabella di marcia venga rivista, perché è totalmente incompatibile con quanto è successo negli ultimi 2 anni, dalla pandemia alla crisi delle materie prime al conflitto in Ucraina. Questi sono 3 elementi che hanno fatto sì che la transizione energetica, così come è stata pensata a Bruxelles, sia di fatto irrealizzabile, per cui va messa in un cassetto. Gli obiettivi di lavorare inquinando meno sono degli obiettivi sacrosanti e sui quali noi siamo d'accordo, ma il percorso, la tabella di marcia che sono stati fissati non vanno più bene, e quindi se non vogliamo strangolare la nostra economia serve un ripensamento. Ecco, questo è quello che la Lega chiede a livello comunitario in materia di clima ed energia. Molto semplice. Molto semplice, però questo funziona sulla storia con la S maiuscola, questa è la proposta. Per quanto riguarda le storie, quelle con la S minuscola, che però non sono da meno, le storie quotidiane dei cittadini, ma in questo caso, visto che abbiamo lei che è esperto in questo tema, le imprese, le aziende, dai ristoratori alle pasticcerie, passando per la piccola e media impresa veneta, che cosa si può fare immediatamente adesso, domani mattina? Ma chiaramente noi, e non solo in campagna elettorale, ma come Lega abbiamo chiesto un impegno forte da parte del governo per riuscire a mantenere quantomeno al 5% l'aliquota sul gas, sterilizzare gli oneri di sistema. Questi sono tutti costi in più che al momento si riescono ad evitare. Poi chiaramente io mi rendo conto che gli aumenti sono stati talmente vertiginosi che tutto questo sforzo da parte del governo precedente a fatica è stato percepito. Però cosa serve? Innanzitutto servirebbe più gas sul nostro mercato, perché chiaramente qua si tratta di una dinamica di domanda-offerta. Se l'offerta inizia ad essere più sostanziosa, poi riusciamo a passare indenni non soltanto quest'inverno, ma anche l'inverno del 2023, visto che purtroppo adesso vanno prese delle decisioni che poi andranno ad avere un impatto anche sull'anno prossimo. Per quanto riguarda gli stoccaggi di gas che di solito vengono praticati nei giacimenti esausti, in Italia abbiamo passato il 90% della capacità, per cui per quest'inverno dovremmo andare abbastanza tranquilli. Io utilizzo il condizionale perché chiaramente dipenderà tanto dalle temperature. Poi secondo me è un'eresia non riuscire a fare una programmazione e a sperare che in inverno non faccia eccessivamente freddo, anche perché non dimentichiamoci che una cosa sono i consumi domestici, un'altra cosa sono i consumi industriali, nel senso che
io a casa mia posso decidere di tenere 2 gradi in meno, di dormire con una coperta in più, però se io ho un'attività economica, magari un'attività energivora, sono un pizzaiolo piuttosto che un panettiere, piuttosto che un industriale che utilizza degli impianti che a livello di energia hanno un determinato fabbisogno, di chiaramente risparmiare diventa un po' più complicato, anche perché l'alternativa potrebbe essere lavorare di meno, evitare che nelle ore di picco gli impianti siano in funzione, però a questo punto pensiamo anche non solo ai fatturati ma anche ai dipendenti, agli operai, a tutte le maestranze che poi dovrebbero rimanere a casa qualche ora in più e quindi portare a casa uno stipendio più basso, che in questa fase storica, diciamocelo, non è proprio il massimo. Decisamente no, onorevole. Prima di lasciarla andare, una domanda sulla situazione politica in Europa. Venti di guerra sempre più spaventosi soffiano dall'est europeo, lì dove lavora lei, insomma, che aria tira? Ma chiaramente c'è un'area di grandissima preoccupazione, anche perché ormai questa guerra sta durando da tantissimi mesi, al di là, insomma, da febbraio ad oggi ne sono successe di cose, ci sono state tante vittime, tanto dolore, e al di là dell'aspetto umanitario, che personalmente è quello che mi preoccupa di più, però questa è una guerra che ha avuto sul nostro territorio delle grossissime ripercussioni anche dal punto di vista economico, per cui quello che è successo nelle ultime ore ha destato forte preoccupazione, forte condanna. L'auspicio sarebbe chiaramente che il conflitto si concluda quanto prima, però onestamente al momento non riusciamo a vedere quelli che possono essere i margini per una ricomposizione e perché questa guerra finisca, anche perché, ripeto, al di là delle vittime quotidiane che questo conflitto sta lasciando sul campo, però poi abbiamo delle aziende in difficoltà, abbiamo una crisi dei prezzi dell'energia che sta avendo delle conseguenze sulla nostra quotidianità, e se il conflitto non finisce, a mio modo di vedere sarà molto difficile che poi i prezzi possano tornare a dei livelli accettabili. Dico volutamente accettabili perché mi sembra onesto e realista dire a chi ci sta seguendo da casa che non è verosimile pensare che i prezzi ritornino ai livelli precedenti alla guerra. Questo purtroppo per il futuro ce lo dobbiamo aspettare. Un quadro a tinte fosche, come si suol dire. Onorevole, noi la ringraziamo per questo collegamento, grazie per essere stato con noi. L'aspettiamo magari la settimana prossima, facciamo un nodo al fazzoletto per riparlare ogni settimana di questi temi, avere un punto di riferimento e un punto di vista europeo su temi che poi sono quotidiani, insomma è sempre molto importante. Grazie. Ma assolutamente, anche perché tanto vi ringrazio per l'ospitalità. La settimana prossima saremo nuovamente a Strasburgo per la sessione plenaria del Parlamento europeo. Oggi e domani ci sarà il vertice dei ministri dell'energia, per cui ci aspettiamo che arrivi qualche passo in avanti, anche perché, va detto, al momento l'Europa a livello di coordinamento non ha brillato, perché gli stati stanno andando avanti un pochino in ordine sparso, e questo può essere un problema, ma avremo modo di approfondire e di spiegare meglio la prossima settimana. Intanto grazie. Grazie a lei, attendiamo quindi novità da parte dell'Europa su questi temi che dicevamo sono di grande importanza quotidiana per ognuno di noi. Chiudiamo la pagina per il momento dell'energia, torniamo alla cronaca perché c'è ancora una notizia che volevamo darvi, un servizio che volevamo farvi vedere. Andiamo a Quinto di Treviso, dalla rapina alle minacce, arrestato il terrore di Quinto. L'episodio più grave è stata una rapina compiuta il 17 settembre scorso in un esercizio pubblico dove il titolare è stato affrontato da questo soggetto che impugnava un coltello e poi anche nei confronti di un avventore del locale ha continuato le stesse minacce. Nei giorni precedenti era in stato di alterazione, è stato rintracciato. Quando i carabinieri sono arrivati era la sera del 13 settembre, l'uomo marocchino di 32 anni, padre di famiglia, dopo aver lanciato un bidone dei rifiuti contro l'auto di un cliente con il quale aveva appena finito di litigare, si era buttato in strada. Lo hanno trovato in mezzo alla carreggiata, intento ancora ad urlare e inveire contro i passanti. In un secondo episodio l'uomo, era il 20 settembre, è stato trovato con questa mannaia in tasca. La pattuglia dei carabinieri era prontamente intervenuta dopo la segnalazione di un passante che aveva denunciato
accertato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione. Il fattore determinante è stata la tempestività nella collaborazione dei cittadini, dei residenti che hanno segnalato i comportamenti fuori dalle regole di questo soggetto, tempestività dei carabinieri nell'intervenire rapidamente e poi anche dell'autorità giudiziaria che ha emesso in tempi veramente brevi il provvedimento cautelare a carico. Il 17 settembre il 32enne era entrato in un bar di Quinto, aveva minacciato un cliente con un coltello, voleva i suoi soldi. Nel comune, insomma, stava seminando il panico. Diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato, residente proprio a Quinto con la famiglia, ora è indagato per rapina aggravata, molestie continue e minaccia aggravata. Si trova ai domiciliari. Per noi era importante mettere fine ad una serie di comportamenti che avevano destato sconcerto, allarme sociale nel comune dove erano accaduti, però ripeto, l'aspetto positivo è stato proprio la collaborazione dei residenti, dei cittadini stessi che hanno evidenziato queste condotte e questo pericolo. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e parliamo di BPV. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato con l'europarlamentare Paolo Borchia della situazione delle bollette, dell'energia, delle politiche energetiche europee, delle ricadute nella vita quotidiana dei veneti, di quello che sta succedendo poi in Europa. Adesso cambiamo argomento e parliamo di un altro tema comunque molto caro ai nostri telespettatori e cittadini per quello che è successo nel corso degli anni. Stiamo parlando del crack BPV. Ieri sera la sentenza a Mestre del processo d'appello. Ne abbiamo parlato nel corso della nostra informazione serale con i collegamenti in diretta perché è stata letta ieri sera in serata la sentenza. Vediamo tutte le novità. Quanto a Zonin Giovanni, ravvisato contro l'ipotesi di aggiotaggio un unico reato per ciascuna annualità di riferimento. 3 anni e 11 mesi per l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. La Corte d'Appello di Venezia accorda al banchiere uno sconto di pena rispetto al primo grado. In primo grado aveva avuto 6 anni e 6 mesi. Sentenza letta alle 21 di sera nell'aula bunker a Mestre dal presidente Francesco Giuliano dopo una camera di consiglio durata 10 ore. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi per l'ex dirigente Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini, assolto in primo grado. 3 anni e 4 mesi per l'altro ex DG Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per Emanuele Giustini, imputato chiave del processo. Confermata solo l'assoluzione per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto con il rigetto dell'appello proposto dalla Procura di Vicenza. È dura commentare, nel senso che comunque dal punto di vista personale ero sereno perché credo di aver fatto la cosa corretta per tutte le persone che poi hanno subito il tracollo della banca e quindi per me era sufficiente quello. Poi, come dicevo prima, il resto è stata una conseguenza, insomma. Quindi è dura da commentare? È durissima da commentare, sono anche stanco perché insomma è stata un'attesa molto, molto lunga, molto impegnativa e insomma alla fine ecco, il commento è questo, è il commento di avere comunque la coscienza a posto rispetto a quello che ho dichiarato in udienza. Una sentenza in cui confidavamo perché eravamo convinti dell'innocenza del nostro assistito fin dall'inizio, però appunto era stata appellata la sentenza e adesso è stata confermata in secondo grado dopo 7 anni e mezzo quindi di calvario giudiziario. È stata confermata la sua estraneità ai fatti. La sentenza ha revocato inoltre la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati per l'importo di 963 milioni di euro. Si chiude così dopo più di 20 udienze il processo d'appello per il default dell'Istituto Vicentino, appello che riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, quasi dimezzando le pene per tutti gli imputati. Lapidario il commento della PM Paola Cameran. Le sentenze non si commentano. Tutto quello che avevamo da dire abbiamo avuto ampio spazio per dirlo, tutti. La Corte è stata assolutamente generosa nel dare spazio a tutte le parti per esprimersi, per esercitare il loro ruolo nel modo migliore che hanno ritenuto possibile. Adesso le sentenze si ascoltano.
Dubbi sul ruolo di Banca d'Italia nell'impianto accusatorio erano arrivati poco prima della sentenza dall'avvocato Michele Vettore, uno dei legali delle parti civili, l'avevamo sentito. Mi sento di dire che c'è stata, a mio parere, qualche mancanza nell'impianto accusatorio iniziale, in quanto, come è emerso anche oggi, il collega Ciccotto ha fatto ben presente davanti alla Corte, il ruolo di Banca d'Italia in questo processo, a mio parere, è stato sfalsato nell'impianto accusatorio, e anche molti membri del Consiglio di amministrazione sono inspiegabilmente assenti dal banco degli imputati. Queste sono le uniche cose che a noi parti civili hanno lasciato l'amaro in bocca. Avevamo anche fatto un'istanza di avocazione delle indagini anni fa, quando avevamo capito che questa era l'impostazione dell'impianto accusatorio, però è andata così. Diciamo che le parti civili avevano un'idea diversa, e mi permetto di dire che anche le risultanze probatorie che sono emerse nel corso del processo di primo grado e di secondo grado lasciano un dubbio molto grande su come ha agito Banca d'Italia, soprattutto in occasione delle ispezioni che ci sono state nel 2012, nel 2009, ma soprattutto quella del 2012. Tengo a precisare che se non ci fosse stato l'input da parte della Banca Centrale Europea, probabilmente Banca d'Italia sarebbe rimasta ulteriormente a dormire. Cambiamo decisamente argomento, poi altre notizie riguardanti il crack BPV, il processo d'appello, tutte le novità le vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Parliamo adesso di Covid, dell'emergenza Covid, nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ovvero crisi energetica, incidenti stradali, problemi delle famiglie e tutto quello che succede. Insomma, non se le vuole proprio andare, ci sono delle novità. Sentiamo. Sostenuta dal ritorno alla normalità di tutte le attività, la curva dei contagi da Covid ha ricominciato a salire in maniera importante, raggiungendo nella Marca i 700 casi ogni 100.000 abitanti. Fortunatamente la pressione sugli ospedali è sotto controllo, con 130 ricoverati, oltre la metà dei quali scoperti positivi dopo essere entrati in ospedale per altre patologie. Sul fronte delle vaccinazioni, pur restando tiepida l'adesione alla campagna per la quarta dose, negli ultimi giorni si sta assistendo ad un aumento delle somministrazioni dalle 200 alle 700 al giorno, grazie anche ai vaccini aggiornati alle ultime varianti di Omicron 4 e 5. Resta comunque ancora importante il numero di over 60 che non hanno ancora fatto il secondo booster, raccomandato per tutti gli over 60 e di fragili dai 12 anni in su. Sull'importanza di rafforzare le difese immunitarie con la quarta dose non ha dubbi il professor Fabrizio Pregliasco. Perché si deve fare in questa fase di ancora ampia diffusione del virus è che dopo 4 e 6 mesi dalla guarigione, quindi non è tanto neanche dalla vaccinazione, ma anche dalla guarigione, le persone si possono riammalare. Quindi 4-6 mesi è l'appuntamento e la necessità di rinforzo, soprattutto da attuare in questo momento di rialzo che procederà ancora, come dire, in avanti. I modelli matematici ci dicono che arriveremo all'incirca fra 2 mesi al massimo, con un valore quantitativo insomma importante giornaliero su base italiana di 90.000 casi al giorno. Legato a doppio filo al tema del Covid c'è quello dei vaccini, quarta dose, non quarta dose. I telespettatori, i cittadini sono divisi, siamo andati a sentirli. Quarta dose di vaccino, lei l'ha fatta, la farà? Non l'ho fatta e non la farò, perché le prime 3 sono stata tanto male. Ho fatto la terza dose e poi ho fatto anche il Covid, quindi adesso vediamo se dopo 3 dosi più il Covid mi lasciano fare la quarta dose, non ho ancora capito, altrimenti la faccio. 4 le ho già fatte, sì, sono a posto. Assolutamente no. Ha fatto quelle precedenti, non fa la quarta o non lo ha mai fatto? Mai fatto. Io mi sono pentita perché ho fatto la quarta dose e sono un po', non so, se ho fatto bene o male. Sono incerta, che mio marito è morto di Covid, per cui l'anno scorso, il 19 gennaio, in 15 giorni, quindi i polmoni. Quindi lei se c'è la possibilità di fare anche la quarta? Sì. Non lo so, aspetto. Allora io ne ho già 3 dosi e la quarta penso proprio di no. Quarta dose di vaccino? Non so di cosa sto parlando e basta come risposta.
ex operatore sanitario. Io ci credo, ho lavorato più di 30 anni in ospedale, ci mancherebbe che non credessi alla scienza. Fatto. 4. Già fatta? Sì. Io l'ho già fatta e non ne farò più. Ho fatto in giugno. Quindi a posto adesso? Sono a posto, spero. Ma se dovessero proporne altre ne farà anche altre? No, certo, subito. Grazie mille. Allora, chiudiamo anche il capitolo Covid, poi vediamo i dati che sono arrivati dall'azienda Zero della Regione del Veneto che insomma confermano un aumento del numero di casi. Ovviamente non è una crescita esponenziale, non è la crescita drammatica che abbiamo già visto in altre fasi di questa emergenza che stiamo vivendo da troppo tempo ormai, però conferma che qualcosa sta succedendo. Ci confermano anche che stanno aumentando i ricoveri in area non critica, le terapie intensive sembrano reggere, ma tutto questo lo vediamo poi, perché parliamo adesso, riparliamo, perché ne abbiamo parlato anche poco fa con l'europarlamentare Paolo Borchia, delle difficoltà in questo caso delle aziende, in questo caso di un comparto ben definito dell'economia molto importante del tessuto economico e commerciale del Veneto, che non ce la fa più. La ristorazione, i bar, le aziende di questo genere sono in grande difficoltà a causa delle bollette e costo dell'energia. Ne parliamo con qualcuno che ha le mani in pasta, come si suol dire. Ne parliamo con Chiara Gaiani, che in questo momento è a Padova e nella sede dell'Appe. Sentiamo cosa hanno da dirci. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Siamo con Filippo Segato, segretario di Appe Padova, che ringraziamo. È un vero e proprio stillicidio di bar, pizzerie, ristoranti, soprattutto quelli a carattere a conduzione familiare. Sono quelli che stanno soffrendo di più di una chiusura al giorno, Filippo Segato. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo sì, effettivamente il bilancio che vediamo sui media non rispecchia la realtà, perché naturalmente per una notizia che arriva sui media ce ne sono almeno altrettante che invece locali che chiudono diciamo senza dare troppa pubblicità, perché a non tutti fa piacere naturalmente comunicare o che si venga a sapere di non riuscire a portare a termine il mese, la settimana o la giornata. Sono imprese, appunto, come ricordava, prettamente a carattere familiare, che non hanno le spalle grosse delle grandi aziende, alle quali le banche faticano a concedere ulteriore credito, perché ricordiamoci che queste imprese durante il periodo di Covid, che ormai perdura da 2 anni, e tutte le limitazioni che ne sono conseguite per i pubblici esercizi, imprese, dicevo, che si sono già indebitate pesantemente con le banche per cercare di rimanere attive, aperte, vive, e che adesso vengono tramortite veramente da questi costi non solo delle forniture energetiche ma delle forniture in generale, perché anche le materie prime, carne, pesce, verdure, basta che noi stessi come cittadini ci rechiamo al supermercato per fare la spesa e ci rendiamo conto di quanto sono aumentate nel corso degli ultimi mesi. Ci troviamo nel mezzo di una tempesta perfetta, l'avevamo detto ancora in tempi tra virgolette non sospetti, che se non si inverte la rotta da qua a fine anno rischiano veramente di chiudere centinaia di imprese nella sola provincia di Padova. Ecco, lei ha fatto un cenno parlando al problema dell'indebitamento, perché qual è la soluzione che viene paventata anche per le bollette? La rateizzazione, ma faceva cenno anche ai finanziamenti a fondo perduto che il governo ha stanziato per queste imprese nel periodo tragico del cuore della pandemia. Adesso si iniziano o si devono iniziare a restituire tutti questi prestiti, quindi è problema che si aggiunge problema. È assolutamente così, perché naturalmente col decreto liquidità del 2020 le imprese sono state incentivate a indebitarsi. In quel momento sembrava che il Covid fosse una cosa passeggera, che nel giro di qualche mese si sarebbe risolta, le imprese sarebbero potute tornare a lavorare normalmente, cosa che poi puntualmente non si è verificata. A debiti si sono poi aggiunti debiti, adesso con le appunto bollette energetiche viene proposta la rateizzazione, però si può rateizzare una bolletta, il tempo di rateizzarne una e ne arriva già un'altra di importo pari a quella precedente che non ero riuscito a pagare. Con l'ultimo decreto aiuti ter appunto che è stato approvato l'altra settimana dal governo viene messo un ulteriore incentivo, che è
la fornitura di garanzie dello Stato su finanziamenti fatti per pagare le bollette. Cioè veramente siamo all'assurdo, debito su debito, che le imprese non riescono più a fronteggiare, e quindi molti controvoglia ovviamente stanno decidendo di abbassare definitivamente la serranda. Ascolti, lei ci raccontava che come app avete incontrato tutti i parlamentari padovani eletti alla settimana dell'insediamento del nuovo Parlamento, ma il tempo davvero stringe. Assolutamente sì, abbiamo incontrato i candidati prima delle elezioni e ai parlamentari padovani eletti abbiamo inviato una lettera il 26 di settembre, cioè il giorno dopo le votazioni, nella lettera scrivevamo: facciamo bene ma soprattutto facciamo presto, perché il fattore tempo mai come in questo momento è cruciale, diventa cruciale, perché molte aziende veramente non sappiamo se riusciranno ad arrivare alla fine del mese, imprenditori che stanno decidendo oggi se pagare gli stipendi dei dipendenti, se pagare le forniture di carne, se pagare l'energia elettrica o se pagare le tasse, perché i soldi per pagare tutto non bastano. I politici, i rappresentanti ci hanno detto che realisticamente prima di metà novembre non sarà possibile avere un provvedimento a sostegno delle imprese. Speriamo che venga rispettato questo cronoprogramma e quindi che per metà novembre si possa avere uno stanziamento specifico per le nostre attività. Perché specifico per i pubblici esercizi? Perché è quel settore che viene veramente da 2 anni e mezzo di limitazioni, chiusure, sospensioni e crollo dei consumi, perché naturalmente dobbiamo anche pensare che nel momento in cui anche il consumatore ha una bolletta che viene a costare di più, la spesa al supermercato che viene a costare di più, la prima cosa che taglia è la cena al ristorante piuttosto che la colazione al bar. È un settore quindi che deve essere salvaguardato, perché salvare le imprese di questo settore vuol dire salvare anche il 1.200.000 lavoratori che da questo settore dipendono. Ecco Ferdinando, il quadro davvero dipinto è molto molto preoccupante. Non so se hai delle domande da studio. Allora Chiara, adesso noi abbiamo la pubblicità, però vi lascio con una domanda sulla quale torniamo al rientro, giusto un paio di minuti. Questo circolo vizioso rischia di diventare devastante, perché da una parte le aziende hanno sempre maggiori difficoltà, dall'altra il potere di spesa, di acquisto delle famiglie è sempre minore. Il rischio è che nonostante degli investimenti, nonostante degli aiuti, nonostante degli stanziamenti o provvedimenti da parte del governo, fra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi siamo alle solite. Una domanda proprio per Segato, ma la risposta arriverà dopo la pubblicità. Non è da riformare completamente il settore, non è che bisogna trovare qualcosa di nuovo, un modo nuovo per fare impresa anche in quel settore? Con questa domanda, alla quale daremo risposta, vedremo dopo la pubblicità, noi facciamo una breve pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando della crisi energetica che attanaglia imprese, famiglie, aziende, municipi, amministrazioni, insomma sono problemi gravissimi per tutto. Ne stavamo parlando con Chiara Gaiani e Filippo Segato dell'app di Padova. La domanda è questa, ovvero è arrivato il momento di cambiare proprio magari mentalità, modo di fare impresa nel settore della ristorazione, in particolare non solo della ristorazione. Sappiamo che per quanto riguarda per esempio la spesa quotidiana, le scelte dei consumatori possono influenzare, e l'hanno fatto con casi eclatanti, il mercato. È il caso di cambiare anche nel vostro settore, Segato? Ecco, allora la domanda che appunto faceva Ferdinando Caravello da studio l'ho anticipata. Questo circolo vizioso può essere cambiato da un modo diverso di fare impresa? Beh, intanto i pubblici esercizi dovranno sicuramente ammodernarsi e avere uno stile, chiamiamolo così, un po' più europeo, un locale dove non si va soltanto per fare colazione o per pranzare, ma un locale anche, chiamiamolo, multiservizio, quindi dove posso andare a fare dei piccoli acquisti, dove magari mangio qualcosa che mi piace, lo posso acquistare anche direttamente, quindi non so, tipo anche con ricariche telefoniche piuttosto che vendita di piccoli gadget magari legati all'offerta turistica o alla stagionalità o alla tipicità del nostro territorio. Per cui diciamo un'evoluzione per quanto riguarda i pubblici esercizi sicuramente si impone e può essere anche agevolata e accelerata da questi fenomeni.
Certo che se non riusciamo a mettere anche un po' più di soldi in più in tasca ai lavoratori, le imprese in generale, non soltanto i pubblici esercizi, leggevo un report di Confcommercio dove per l'ennesimo mese consecutivo sono diminuiti i consumi nei negozi, ad esempio di abbigliamento, esercizi di vicinato. Ecco, se non mettiamo più capacità di spesa in mano ai consumatori, l'economia del nostro territorio non si potrà rilanciare. Ecco Ferdinando, io ringrazierei Filippo Segato davvero per la sua disponibilità e da Padova ti restituirei la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, Filippo Segato dell'Ape per questo approfondimento. Il tema dell'evoluzione di un comparto intero è sul piatto, un gioco di parole, scusateci, perché prima o poi bisognerà davvero iniziare a cambiare qualcosa. La politica sta dicendo che bisogna cambiare qualcosa, qualcuno scende anche in piazza, vediamo. Vogliamo richiamare l'attenzione al nuovo governo che si sta insediando nella criticità di questi tempi. È ora di agire, come è lo slogan di questo piccolo incontro, è ora di agire per le famiglie e per le imprese, perché oramai è diventato insostenibile il costo dell'energia. Inoltre un appello a rendere più semplice anche le domande per i crediti d'imposta delle imprese, che ad oggi è veramente complicato. Noi come Comune stiamo facendo di tutto per far sì che la comunità e i cittadini non soffrano questo caro energie, dall'illuminazione pubblica ai servizi, alle scuole. Stiamo cercando adesso di aumentare anche i buoni per le scuole materne. Però noi possiamo fare quello che possiamo fare nel nostro piccolo per la comunità, e questo è un problema a livello nazionale, europeo, mondiale, perché c'è una speculazione in corso di difficile risoluzione nell'immediato. Il nostro è un appello rivolto al governo che si sta insediando, quindi al governo italiano. I nostri parlamentari, c'è qualcuno che è qui presente con noi, so che faranno di tutto per far sì che l'Italia si faccia carico dei problemi degli italiani e delle nostre famiglie e delle nostre imprese. La comunità europea con il nuovo governo troverà, secondo me, il modo di dialogare affinché anche a livello europeo ci sia una strategia comune. Le bollette, come diciamo ormai da qualche tempo, non stanno spaventando solo famiglie, imprese, ma anche gli amministratori, che si trovano un po' a fare i conti con delle scelte anche molto delicate, per esempio quelle sulle manifestazioni, le festività, le luminarie e l'illuminazione. Cari signori, voi dovete capire che noi sindaci siamo sul fronte, siamo in prima linea, già non abbiamo le risorse per sostenere i nostri costi, figuriamoci cosa possiamo fare per le famiglie che invece ne hanno enorme bisogno. Per le imprese siamo lì con le mani legate, perché sul lavoro un sindaco non ha competenza, ma noi le famiglie le dobbiamo aiutare. Così il sindaco di Breda di Piave si è rivolto a quei candidati parlamentari che in campagna elettorale hanno toccato il suo comune. Da loro ora e dal nuovo governo si attendono risposte. E quindi come leggevo fino a poco tempo fa, si interviene a livello europeo per tutti, mettendo un tetto al prezzo del gas quanto dell'energia elettrica, magari slegandoli, oppure a livello italiano dobbiamo intervenire autonomamente stanziando risorse. Le previsioni, dice Mosole, sui bilanci anche del comune sono drammatiche, aumenti che a Pieve di Soligo sono stati aggiornati negli ultimi giorni. Noi attualmente abbiamo una previsione da qui a fine anno di un aumento di 545.000 euro. Stiamo provvedendo a rientrare di tutta una serie di iniziative che pensavamo di poter organizzare. Soldan porta esempi molto concreti. Di solito avevamo in previsione di destinare delle cifre, ne faccio solo un esempio per tutti, per il Natale, per gli addobbi e quant'altro. Quest'anno a maggior ragione ci limiteremo probabilmente ai soli 3 alberi nei centri storici, eliminando tutto il resto, quindi un piccolo fondo deriva anche da quello. Sospendiamo degli interventi di asfaltatura o di efficientamento di alcune parti ammalorate del paese, in attesa di poterle riprogrammare per il prossimo anno. È chiaro che Natale è un periodo molto particolare e andrebbe fatto un segno, però a queste condizioni onestamente bisogna che ci facciamo un bel ragionamento, e l'idea nostra è di confrontarci anche con la cittadinanza.
Simulazioni in corso a Casale sul Sile, dove, dice il primo cittadino, la situazione è finanziariamente sotto controllo. Fortunatamente siamo riusciti a destinare una parte dell'avanzo a copertura dei rincari delle bollette che ci sono stati, e quindi fino a fine anno siamo coperti e non abbiamo in previsione degli spegnimenti. Certo, resta il dramma di famiglie e imprese, ed è qui soprattutto che si aspettano fatti concreti, guardando all'ormai prossimo esecutivo Meloni. Direi facciamo insediare il governo e poi verifichiamo come procedere. Quindi amministrazioni in difficoltà, abbiamo sentito prima con l'Appe di Padova anche i ristoratori in difficoltà. C'è qualcuno che invece è stato travolto dalla situazione, qualcuno ha deciso già di chiudere la propria attività. A Padova chiudono i cinema in centro, ad esempio. L'ultima sala a resistere nel centro storico della città è il Cinema Lux. A gestirlo è Ezio Leoni. È davvero, insomma, una chiusura dietro l'altra, non siamo più il cinema. Che cosa sta succedendo? Capiranno una sala Netflix e tutti saremo contenti, nel senso che ormai il lavoro che si fa per portare la gente al cinema è costante, però il lavoro alle spalle che c'è per dimostrare che si può vivere senza cinema è altrettanto forte. È uscito a Venezia un film, come esempio, un film molto bello che si chiamava Argentina 1900, e questo qui non uscirà in sala, tutti entusiasti, uscirà solo su Netflix. La battaglia più grossa è quella, e poi l'altra battaglia in questo momento è il caro prezzi, perché stanno aumentando tutto, l'energia elettrica, il calore. Vedremo cosa fare. Alcune sale hanno proposto di portarsi la coperta al cinema perché bisogna tenere bassa la temperatura, però bisogna anche sopravvivere, quindi è sicuramente una battaglia. Noi come Circolo, io sono il presidente del Circolo Tycoon, noi lavoriamo da tanto su questa linea di essere energetici, risparmiatori, e di fare una programmazione che tocchi le persone non solo sul commerciale ma sul culturale. Qualche risposta l'abbiamo avuta. Noi ci hanno chiesto: se chiudete anche voi? No. No, per adesso non chiudiamo, abbiamo fatto un po' di gruzzolo in questi mesi, mettendo via, risparmiando, non guardiamo le bollette fino a che non dobbiamo, finché la banca le paga, quando sapremo di essere in rosso, non ci preoccupiamo. La cosa bella è la risposta del pubblico. 80 persone in sala anche domenica, racconta Fiero Leoni, che continua a proporre come Circolo rassegna teme, serate, ingresso gratuito, e sull'MPX di via Bonporti. A me è dispiaciuto tantissimo dell'MPX, perché perdere una sala è sempre perdere un pezzo di città, e io pensavo che fosse riuscita a tenere almeno una aperta, perché il problema sono le multisale hanno ancora più costi. Quello che colpisce di più, che sorprende di più della situazione che stiamo vivendo, è che non c'è una città, un luogo, una provincia in particolare più in difficoltà rispetto ad altre. È una rete davvero che copre tutto il Veneto, che mette in grande difficoltà tutte le province. Sentiamo le voci, per esempio, dei veneziani per quanto riguarda la crisi di bar e ristoratori. Noi con la bolletta di luglio, agosto e settembre abbiamo pagato il costo che abbiamo sostenuto nel 2021. Ristoranti, alberghi e bar ad un passo dal baratro. Le stime degli aumenti a causa delle bollette per l'energia sono impressionanti. Per il 2022 si prevede una spesa complessiva di 33 miliardi di euro rispetto ai 24 dello scorso anno. Per i ristoranti l'incremento sarà del 209%, per i bar del 193%, una vera e propria stangata. I nostri ovviamente vogliono lavorare, ma lavorare con questi livelli di costi energetici è impossibile. Quindi noi chiediamo aiuti ancora più decisi per quanto riguarda il caro bollette, con aumenti dei crediti d'imposta e possibilmente anche un intervento sulla liquidità, perché non ci sono risorse per pagare le bollette. Preoccupati per la crisi energetica e le pesanti ripercussioni, FIPE, Confcommercio, Unione Metropolitana di Venezia si sono riunite a Mestre con i comuni dell'area per confrontarsi sul futuro della ristorazione, tracciando proposte concrete per far fronte alla crisi e accelerare la ripartenza. Perché noi abbiamo bisogno immediatamente di poter pagare le bollette, perché ovviamente se no si rischia il taglio delle correnti e ovviamente la chiusura completa. Sono a rischio molti posti di lavoro qui in Veneto. Imprese e posti di lavoro sicuramente. Se sono nel nostro ufficio studi 120.000 in Italia, non meno di 10.000 nel Veneto.
Al loro fianco i comuni. Da questo punto di vista chiediamo due cose al nuovo governo: risposte immediate di breve termine, quindi aiuti, ma soprattutto un cambio di mentalità. Serve un paese che vuole crescere, un paese che vuole investire, che vuole aiutare chi crede nel lavoro. A fine riunione è stata firmata la Carta dei valori della ristorazione, un vademecum che FIPE sta promuovendo in diverse città per contribuire alla difesa di concetti come stagionalità, territorio, ambiente, ma anche comunità e memoria. A braccetto con i temi di cui abbiamo appena parlato ci sono quelli della sostenibilità ambientale, delle nuove tecnologie e del risparmio energetico. Vediamo. I fondi del PNRR da usare bene, aziende in grado di fare da consulenti e captare sul mercato le migliori tecnologie per raggiungere l'obiettivo finale di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Alla vigilia di un inverno che si annuncia problematico per il riscaldamento degli edifici, con un caro energia che incombe su famiglie e imprese, l'incontro tra domanda e offerta è fondamentale a partire dalle amministrazioni pubbliche. Siamo in un momento molto particolare di grande incertezza. Sicuramente io credo che quando si parla di energia la prima cosa da fare sia consumarne il meno possibile e poi andare a ricercare, per quello che è necessario, le fonti rinnovabili. Però la base di tutto è consumarne il meno possibile. È fondamentale conoscere nuove tecnologie che ovviamente sulla base anche della ricerca ci aiuteranno a far fronte a questa grossa problematica. Ma è una problematica che sta preoccupando mostruosamente le nostre amministrazioni locali, tutti gli enti in generale, perché il costo energetico sta diventando un fardello difficilmente sostenibile dai nostri bilanci. Una sintesi delle migliori tecnologie presenti sul mercato, la consulenza di chi si è formato e può quindi ritagliare progetti su misura per i privati ma anche per le amministrazioni pubbliche resta fondamentale in un'ottica di massima sinergia e collaborazione. Vorremmo fosse un simposio tra produttore, la filiera distributiva e il cliente finale e lo specialista, il professionista che lo va ad installare. Sarà un confronto qui come ogni anno, ma soprattutto quest'anno siamo molto sensibili, presenteremo prodotti innovativi legati al risparmio energetico, al trattamento dell'acqua, al trattamento dell'aria. Cambiamo ancora argomento. Domenica sono arrivati i pellegrini nella Basilica del Santo, erano partiti da Capomilazzo per ricordare gli 800 anni del Santo, di Sant'Antonio da Padova in Italia, il suo naufragio, l'attraversamento dell'Italia, l'incontro con San Francesco. Noi eravamo presenti e c'erano anche molti telespettatori collegati con la nostra diretta. Vediamo com'è andata. Sono le 14.45 quando i pellegrini con le loro maglie arancioni percorrono i passi che li portano alla chiesa di San Leopoldo, l'arrivo e l'inizio dell'ultimo tratto del cammino sulle orme di Sant'Antonio, iniziato lo scorso 30 giugno a Capomilazzo in Sicilia. 1800 chilometri percorsi in 103 giorni, 3 milioni di passi, 9 regioni attraversate, centinaia e centinaia di pellegrini che si sono uniti per affrontare alcune tappe del cammino, lo stesso che fece Sant'Antonio 800 anni fa, dopo la sua svolta francescana e che lo portò a Padova. Ad attendere i pellegrini tanti camminatori da tutta Italia. Quello che mi ha, devo dire, emozionato di più è vedere tanta gente sì che camminava, ma anche con una devozione molto particolare alla reliquia. Io avevo la grazia di portare la reliquia, gente che si accostava semplicemente per toccarla con un senso di devozione molto grande, per cui lì davvero la sensazione che Antonio sta tornando a casa sua, ecco, questo è stato molto bello. L'ultima tappa iniziata domenica mattina a Monselice. Padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale della provincia italiana di Sant'Antonio, ha portato lo zaino con la reliquia ex ossibus del santo che ha viaggiato per tutta Italia. Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ha seguito in diretta camminando insieme ai circa 350 pellegrini nell'ultimo tratto fino a Prato della Valle e poi in Basilica. È emozione grande perché insomma sono tanto tempo, sono 3 mesi abbondanti e poi è emozionante arrivarci così con tutte queste persone dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, tanti volti noti, delle persone che magari ci hanno conosciuto anche attraverso le dirette che avete mandato in onda o i social media, quindi che si avvicinano conoscendoci già e ancora non abbiamo salutato tutti, vedo passare persone che non abbiamo ancora fatto in tempo a
arrivare così è impagabile. L'emozione è grande di Alberto Friso, Giannino Scanferla e Jorge Leitao, i 3 camminatori che hanno fatto tutto il percorso integralmente e che da Prato della Valle al Santo hanno portato la croce del naufragio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. In Basilica 800 persone hanno festeggiato il ritorno a casa di Antonio e dei pellegrini con una celebrazione presieduta dal Cardinal Gambetti, che ha ricordato gli 800 anni dalla prima predica di Sant'Antonio da frate francescano. Poi la croce del naufragio, realizzata con i legni delle navi naufragate in Sicilia, è stata portata ed esposta nello studio teologico in Basilica per la mostra La voce del miracolo, espressioni del contemporaneo, che resterà aperta fino a domenica 23 ottobre. Come dicevamo, noi c'eravamo, c'erano tantissimi telespettatori collegati domenica e ancora una volta il Veneto e i veneti confermano il loro grande affetto verso Sant'Antonio, premiando con il massimo dei voti la diretta dell'arrivo dei pellegrini in Basilica, andata in onda appunto su Rete Veneta nella fascia dalle 14 alle 18:30. La nostra emittente è stata la più vista in Veneto, come certificano anche i dati Audit. L'ennesima conferma della vicinanza di Rete Veneta verso il Santo e i suoi fedeli, che grazie al lavoro di giornalisti, tecnici, operatori e registi hanno potuto seguire in diretta l'evento conclusivo di Antonio 2022. Adesso andiamo avanti con la nostra informazione. 9 ottobre 63 il Vajont, la ricorrenza è passata ormai da 2 giorni, ma insomma bisogna ricordare ogni giorno quel che è successo perché non accada mai più. Da quando sono piccola mi hanno abituata, mi hanno portata qua e col tempo mi sono appassionata. Ho iniziato a leggere la storia del Vajont, a guardare dei film, dei documentari. È come se sentissi questo pezzo di storia che mi tocca anche se sono di Vicenza. Dal Veneto al Friuli, dall'Emilia Romagna alla Toscana, frammenti di storia del Vajont vissuti in prima persona o studiati per passione. Una giovane donna osserva le teche che custodiscono gli oggetti riemersi dal fango. Gli orologi segnano inesorabilmente le 22:39. È stata una cosa terribile qua da noi. Qua da Longarone noi eravamo più a valle. Il 9 ottobre a Longarone, Ertocasso e Vajont, da 59 anni è il giorno del silenzio e delle riflessioni. Ci aspettano ancora disastri umani continui se non dimostriamo di essere in grado di cambiare rotta. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può iniziare a muovere qualche passo verso un'altra direzione. Ad accorgersi di quanto era accaduto, i poliziotti della stradale di Belluno in servizio quella drammatica notte furono loro a dare l'allarme via radio e alla Polizia di Stato nel 50° Longarone conferì la cittadinanza onoraria. Il Vajont è stato un momento particolarmente significativo, difficile, doloroso, che ha visto una nostra partecipazione in termini di soccorso molto importante, e questo è un momento di riflessione e di comunione sostanzialmente con il territorio. Dall'altare della chiesa eretta nel cimitero monumentale a Fortogna l'esortazione a coltivare la memoria che serve ad essere persone migliori. I pensieri del ministro D'Incà rivolti al giudice Mario Fabbri e alla giornalista Tina Merlin. Una persona responsabile che ha agito seguendo il mero senso della giustizia, capace di rovesciare le tesi secondo cui il disastro sarebbe stato provocato da cause naturali. Gli stessi che Tina Merlin, scrupolosa giornalista del mio comune Tricchiana, oggi Borgo Valbelluna, ha saputo adottare denunciando per prima e con coraggio la fragilità del territorio, facendosi portavoce dei cittadini che si opponevano alle logiche speculazioni economiche. Una storia, quella del Vajont, che si concluse in 4 minuti di apocalisse, che ha lasciato sospesi molti interrogativi attorno ai quali saranno incardinati gli eventi per il 60° della immane tragedia che mai dovrà essere condannata all'oblio. Cambiamo ancora argomento, scendiamo dalla montagna alla laguna perché Venezia piange i suoi 2 re del remo. La cosa sembra come l'ultima loro regata, vogavano insieme da una vita, insomma, hanno fatto tante regate, questa sembra proprio l'ultima regata fatta assieme, dove la cosa incredibile è che di solito quando si arriva al traguardo il proviere taglia prima l'arrivo e subito un secondo dopo il poppiere arriva anche lui.
E così è stato, nel giro di 2 giorni prima si è nato il proviere e poi il popiere. Con questa metafora l'assessore comunale Costalonga ricorda Sergio Tagliapietra Ciaci e Beppi Fonger, figure storiche del mondo della voga che se ne sono andate a distanza di pochi giorni uno dall'altra, quasi davvero a voler fare l'ultimo viaggio insieme. Entrambi 87enni erano figure di riferimento per il mondo della voga alla veneta. Questi 2 grandi campioni, oltre che a vogare, hanno dato tanto anche alla comunità, insegnando alle nuove generazioni. Sergio Tagliapietra Ciaci a Pellestrina, presso la Remiera, insegnando ai giovani, mentre Beppi Fonger ha insegnato alle donne di Venezia, del Lido, e hanno dato molta fama alla nostra città. Ci mancherete tanto, grandi campioni. Un doppio colpo per la città, soprattutto per chi li conosceva. Moltissimi messaggi di cordoglio giunti dal mondo politico locale, dello sport, dei veneziani. Come ricorda l'avvocato Delia, che insieme a Beppi ha fondato il Club Nautico San Marco. Oltre ad essere esponenti del mondo della voga alla veneziana, nella loro gioventù sono stati anche pescatori della laguna e delle barene di Venezia, quindi hanno abbinato la loro attività lavorativa di pescatori alla loro attività di regatanti, hanno dato tanto alla città di Venezia, hanno poi continuato anche quando erano in pensione a dare ed a insegnare la voga alla veneziana a tanti giovani. I funerali di Sergio Tagliapietra Ciaci si svolgeranno mercoledì alle 10:30 nella chiesa di Ognissanti a Pellestrina. Quelli di Beppi il giorno seguente nella stessa chiesa alla stessa ora. Restiamo sul litorale per un patto per lo sviluppo. Per il litorale veneto è una giornata storica. Basta con i localismi, con i campanilismi, con i distinguo tra località e avanti con la forza degli interessi comuni e dei numeri di un territorio che ospita durante l'estate oltre 4 milioni di turisti. A Jesolo tutti i comuni, da Porto Tolle a San Michele al Tagliamento, hanno sottoscritto un patto trasversale, la Carta della Sostenibilità. E noi vogliamo questo tema importante della sostenibilità calarlo a terra, declinarlo in maniera pratica e quindi condividerlo nel pubblico ma condividerlo anche nel privato, e vogliamo assolutamente che la costa veneta abbia la reputazione che si merita. Ovviamente tutto questo ha preso le mosse dal contratto di costa e dalla sua declinazione di condivisione a 360 gradi, che è importante. Quindi è il momento di agire e noi stiamo agendo. I campi d'azione sono a 360 gradi, attività di salvaguardia ambientale, infrastrutture e servizi, sicurezza sociale e sanitaria, difesa idraulica, energia da fonti rinnovabili per la mobilità, eliminazione delle barriere architettoniche e, non ultimo, coinvolgere i giovani e le scuole per sviluppare la formazione dei ragazzi, anche con la finalità di rendere il turismo più attrattivo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Adesso vediamo insieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto, che ci dicono che ieri sono state riscontrate 8.873 nuove positività, che portano il numero delle persone attualmente positive in Veneto a 64.799. Come dicevamo, è un numero in crescita, non è una crescita esponenziale verticale, però comunque si vede un cambiamento. Andiamo a vedere anche la situazione negli ospedali del Veneto, perché naturalmente c'è da capire quale sia la ricaduta in questo momento. Allora vedete che quasi tutti gli ospedali hanno comunque dei ricoverati in area non critica e sono 875 in questo momento, che questo è un numero in crescita, di cui 627 che sono ancora tuttora positivi al Covid, 248 negativizzati, 42 le terapie intensive impegnate, decisamente un numero sotto soglia, comunque ampiamente nei margini di sicurezza, di cui 30 ancora con pazienti positivi. Le variazioni sono sostanziali, perché sono 68 ricoveri in più in area non critica, resta invariata praticamente la terapia intensiva e ci sono da segnalare purtroppo anche 10 decessi. A questo punto noi ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, assieme ai tecnici e agli operatori, tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza per tutto quello che non è stato ancora detto fin qui. Vi auguriamo un buon pomeriggio.